troviamo a casa di Angelo Carlette. Angelo, lei ogni anno prepara dei presepi da regalare anche a amministrazioni comunali. Sì. Questo è il presepe che sarà donato al comune di Cervignano. È una struttura fatta tutto con legni, con radici che io trovo per strada, nei campi. Questo qui in particolare è costruito con dei tralci di vite. Mi immagino che siamo noi che percorriamo tutta la strada in salita, tutta la vita che facciamo, tutta la difficoltà che abbiamo durante il nostro percorso su questa terra, diciamo, sempre con lo scopo poi di raggiungere, dopo la fatica, di riuscire ad andare in paradiso. Per costruirlo sono stato circa 1 mese e mezzo. Ecco. Ha realizzato anche un altro presepe quest'anno che sarà dato in omaggio a un locale di Latisana. Lì che scelte ha fatto? Ho cercato di fare una scena, diciamo, dove Gesù con le mani tocca il musetto della pecorella e le dice: purtroppo, diciamo, io e te abbiamo lo stesso destino, saremo sacrificati. Lei ha iniziato una quindicina d'anni fa. Come le è nata questa passione? Siccome sono appassionato dai film Trono di Spade, Il Signore degli Anelli, mi piacciono molto le sceneggiature, le grotte, le case particolari. Alcuni suoi presepi hanno raggiunto delle località molto distanti da Cervignano. Sì. Ho donato uno ad Assisi, alla Porziuncola, dove i frati sono stati molto contenti. È tutto materiale ecosostenibile, effettivamente. Non buttare, ma cercare di adoperare tutto e realizzare, insomma, queste opere.